Oggi abito qua. Senti la produttività dietro di me. Senti. Da quant'è che non lo mangiavo, mi mancava. Pensa che quella volta in Scozia, manco volevo provarlo, no? Allora il mio collega, faccio il cameriere, mi diceva sempre, dai, prova, e no, Dio nato, dai, prova. Insomma, alla fine ho provato. Mamma mia, da quel giorno me ne sono innamorato, veramente. È un filone, un po' ricotto al forno in modo tale che sia croccantino e leggermente caldo, con spalmato olio, aglio spremuto e prezzemolo, semplicissimo. È un antipasto scozzese. No, aspetta, sto dicendo una cacchiata. In realtà è un antipasto australiano. Poi è stato ampiamente adottato anche in Scozia o in Olanda, solo che in Olanda magari lo usano un po' più col burro. Cioè fanno l'impasto che ti ho detto, però anche col burro. Ma che caisce mio, che gola vero? Cosa fai? Fai il nascondino? Fai il nascondino? Ti nascondi lì? Non so, cosa fai là? Ah, vedi, dai, sta là. Oh, c'è chi ha i Rolex, chi le scarpe a 20.000 euro. Io ho questi giocattoli qua. Guarda che altra. Volevo uscire, ho detto, vabbè, a farsi uscire. Era che va avanti, in Rio, avrà fatto 20 km, porca miseria. Guarda, tipo i carcerati, ti sa che avanti, in Rio. Compagna, che mestieri. Sì, io ladro, ho finito Far Cry 6. E la Van Life fa urco, me gatta a strada, e il gatto nero ha attraversato l'aria là. Usi una pantegana, sì? Vorrei che fosse era una pantegana più che un gatto. Ah, dai. Pantegana nera a parte, so devo fare a Van Life qua fuori a un cimitero. Oh, pensa che l'altro giorno uno nei commenti, no, ha risposto anche con tono abbastanza aggressivo, no? Dicendo che era un termine, era un gatto, è un termine radical chic, la Van Life, che devo vergognarmi, eccetera. Ho detto, ma tra me e te non so chi che la da vergognarsi. Cioè, credo che su 20.000 cristiani te sei l'unico che non ha capito che io con sto Van Life, City Life, Bike Life, gatto, cosa devo fare? E tutto quello che te vuoi life, so devo coglionare. È da 1 anno e mezzo che prendo in giro a Van Life, City Life, Bike Life, Moto Life, tutto life, Dio caro, tutte ste puttanae commerciali, perché io odio le puttanate commerciali, perlomeno nella vita privata. Per il resto e anche al mio lavoro, hai capito? Quindi Micio, che cazzo, vabbè, venite trovate, dai, andiamo a trovare il gatto. Dio. Dimmi, Micio, cos'è lì? Ho fatto un caresso. Vieni qua ti, voglio venirmi. Micio, dimmi, e non è neanche robe da gatti. Vediamo. Vuoi l'affetto? Vieni qua. Che sogno, ragazzi, sto camper. L'ho detto proprio anche a Alessia prima, che sogno. No, non voglio raccontarti niente, mi sono sentato un attimo, non so neanche perché. No, cos'è che voglio dire? Ah sì? Tanto parlando delle cose importanti a livello materiale, ovviamente, devo darmi un attimo una regolata affinché il lavoro è tra virgolette calmo, ossia devo impegnarmi, andare in giro a carpenterie eccetera per fare quel sistema di sicurezza per l'e-bike o comunque per la bici dietro, e te lo racconterò bene quando sarà ora di farlo. Inutile che ti racconto già tutto in anticipo, hai capito? E invece una cosa, magari qualcuno ha anche qualche consiglio. Allora, utilizzo dei piatti di plastica, forse melamina, no? Però tagliando la pizza o quello che vuoi si creano dei micro tagli, molto più di un tagliere di plastica, no? E quindi guarda, ci va dentro. Poi quando fai certe paste, tipo non so, che hanno olio di oliva, non sai, quelle cose al pomodoro particolari, e si impregna, e per quanto tu lo lavi e lo gratti, stai ore a grattare e sgrassarlo, resta arancione. È molto brutto da vedere, forse non è neanche igienico, perché se è arancione, io dico, ci sono ancora parti di pomodoro, ovviamente, cioè da dove viene quell'arancione, hai capito? Cioè questa è la logica. E quindi non saprei cosa fare. I piatti in ceramica sono troppo pesanti, insomma, ecco, probabilmente se avessi un vero
camper patente C con un vero motore da patente C e con delle sospensioni da camion, allora sì, avrei optato per 3 piatti di numero di ceramica, hai capito? Quello sì. Però per il momento non ho soluzioni. Il problema è proprio i coltelli, hai capito? Sta roba ha anche 2 significati. Il primo è chiedere aiuto se qualcuno ha una soluzione, e il secondo è avvisare che c'è questo problema, hai capito? Perché tanti, ho visto, hanno i piatti di ceramica perché giustamente vanno a farsi il fine settimana eccetera, non hanno le cose di una vita dentro al camper, quindi non hanno tutti questi problemi di peso, hanno i bicchieri di vetro, i piatti di ceramica, e fanno bene. Altri usano le stoviglie di carta e di plastica, io insomma le sconsiglierei a titolo esperienziale, no? A meno che non ci siano situazioni particolari dove magari non riesci a caricare acqua in tutti i posti, tipo come faremo noi quando andremo adesso giù in Sud Italia a Napoli, dove non avremo neanche tempo perché c'è tanta roba da visitare, quindi perdere tempo a stare là a lavare i piatti. Ok, quella è stata l'eccezione, dove useremo i piatti di carta, i bicchieri di carta. Però bisogna trovare una solution, bisogna trovare una soluzione, porca miseria, mi pare impossibile che in quel 2024 non vi sia una soluzione. Aspetta che adesso col zappa fissa del purè in bustina, questi li ho presi al Lidl, però li trovi dappertutto, e li fai con 150 ml di acqua, 150 ml di latte, io per fortuna ho il misurino, e metà di questa bustina, è una cacchiata. Praticamente fai bollire l'acqua e il latte assieme, poi versi questi, li lasci lì 3 minuti, li mescoli bene, lasci lì 3 minuti a riposare, poi rimescoli ancora. Pronto? Pensa che Italia abbiamo dormito davanti a questo posto dove dentro ci sono un disastro di persone ferme là, chiuse dentro una bara con le braccia sopra il petto, e si stanno consumando. E noi questa mattina ci siamo svegliati, pensate che privilegio. Magari un po' appesantiti, chissà cosa ho mangiato ieri sera. Ah sì, le sta pignata pure, come si suol dire, memento mori. Quasi mi ci sono posizionato apposta qui. Sì, ho voluto essere un po' anche un campo di riflessione, dove ho potuto meglio rispecchiarmi con la pratica, perché con la pratica secondo me riflettiamo anche meglio, no? E, ossia, insomma, è proprio avendo la morte qui davanti che ho potuto meglio confrontarla con la vita, con le opportunità che avrei. Però, ciò nonostante, continuo a pensare di svolgere correttamente la mia vita, di mandare avanti correttamente le mie giornate. Ripeto, potrei andare adesso, non so, in qualsiasi paese del mondo, però sinceramente io sono felice nel fare quello che già sto facendo. È una cosa grande, ragazzo. Cerca te stesso, trova te stesso e lì avrai vinto tutto. Oh, guarda che sempre senza la pretesa di insegnare la vita agli altri, il mio è solo un raccontare, no? Sono quasi un cantastorie che racconta questo percorso, questa stradina tra le tante, o questo modo di scegliere le stradine tra le tante, e poi ognuno deve sentirsi chiaramente libero di fare quello che vuole. Però nella stradina di stamattina, cioè proprio mentre mi ciavavo a tisana, no? Su multitasking, dopo dice che i maschi non usano multitasking, invece no, cioè bevo e anche penso, porca troia, in più respiro 3 robe contemporaneamente, cioè no, respiro mentre che bevo, no, però va bene, una volta bevuto respiro, vabbè, insomma, dai, tagliamo un attimo. Stamattina ho voluto dirottare anticipatamente un pensiero, guarda che è importante, sai. È importante perché fa parte dell'atteggiamento, e questo pensiero era: oggi sono qui perché voglio andare o desidero andare da dei nuovi potenziali clienti a parlare di lavoro, per poi magari vedersi accettati i preventivi e guadagnare tanti skei.
È diverso, è molto diverso il dire perché devo andare da clienti, è diverso. Cioè la stessa cosa alla fine praticamente, ma psicologicamente, ossia se analizziamo l'atteggiamento che tu hai, che è il modo di vedere e pertanto vivere le cose, le stesse cose che comunque avresti dovuto fare, il tutto cambia. Ok? Quindi io stamattina non devo andare a clienti, tu magari devi andare a clienti. Io voglio, che è altrettanto vero, desidero, che è altrettanto vero, andare da questo cliente, perché effettivamente nessuno mi obbliga. Io posso benissimo non andare. Io adesso lo chiamo, no, io posso benissimo non andare. Cioè, concettualmente io ora potrei chiamarlo, Dio 6-7 la mattina magari se ancora Dio parecciasse, ma potrei chiamare e dire guarda, cambia idea, non ho voglia, non passo là. Cioè, capisci? Ovvio che non lo faccio perché su mia muna. Cioè, comunque il mio lavoro mi piace, devo vivere anch'io perché mangio, bevo, ma soprattutto mantengo lo stato. Hai visto come cambia tutto? Prova a immaginare questa formula proposta in tanti altri problemi nel senso figurato, no? Visto che stiamo parlando di formule, della vita. Volevo anche dire una cosa fuori contesto, però da un po' che volevo dirla e che non sapevo come incanalarla, no? Noi, come si dice, lavoratori autonomi o possessori di partita IVA, siamo un po' maledetti, nel senso che in teoria dovremmo avere una libertà economica, no? Come si intendeva all'epoca degli antichi romani, no? Ma quando c'erano gli schiavi c'erano i vari livelli di libertà, che era la libertà di possesso della propria vita, poi la libertà di poter vivere, la libertà economica, ma non scendiamo troppo nei dettagli di questi, per carità, magari curiosi, simpatici dettagli, ma di certo inutili al nostro discorso. E quindi noi possessori di partita IVA abbiamo questa maledizione, che è la partita IVA, che non ci fa tanto stare liberi, sai, perché la partita IVA in sostanza è una cosa che ti obbliga a pagare, e anche somme relativamente estremamente alte, anche se tu non lavori. Allora, le somme possono essere briciole, cioè tipo uno in forfettaria dice paga 5.000 euro all'anno, vabbè, ne fattura 50.000, chi se ne frega, ok? Però questa è la teoria sulla quale ragiona lo Stato, no? Lo Stato è stupido, cioè è stupido, è volutamente stupido lo Stato. Ricordati che quando ci sono in mezzo i soldi nessuno è stupido, ricordatelo. Se le cose vanno così come vanno è perché si è accettato, non deciso, accettato che vadano così, ok? Ricordatela sempre sta roba. Ecco, ho perso anche il filo del discorso. Comunque, dicevo che ecco sì, nel caso in cui, non dico che il tuo lavoro vada male, ma nel caso in cui tu ti voglia accontentare di lavorare poco perché non ti servono i soldi, hai capito? Ti devi sentire obbligato comunque a lavorare per mantenere tutte queste tasse, hai capito? E è strano anche dire, ma mi prendo, non so, 6 mesi sabbatici. 6 mesi sono metà anno, lo sanno tutti, ma nella realtà delle cose 6 mesi in questo contesto sono un anno, ok? Pochi la capiranno, cioè non è un discorso matematico e filosofico, è un discorso proprio pratico, ok? Cioè star fermo al lavoro 6 mesi è come ti fermi un anno, hai capito? E quindi tu per avere un po' di stacco eccetera dovresti pagare un disastro di soldi, perché rinunciare all'entrata, uno dice vabbè sono cazzi suoi, cioè si organizza, si mette da parte il gruzzolo e si fa quello che deve fare, ma continuare a mantenere questi 4 cancri, guarda che è dura, molto dura. Se fossi io a dirigere la baracca, sai cosa farei? Tutto in percentuale. Allora, premettendo che ci sarebbero dei controlli estremamente severi sull'evasione fiscale, ok?
perché ora i controlli sono abbastanza morbidi, perché ovviamente la gente è costretta, è obbligata a evadere, cioè non gli si dà scelta, o è obbligata a suicidarsi con la canna del gas o è obbligata a evadere, no? Ma nel mio mondo immaginario vi sarebbe questo obbligo e questi controlli numerosissimi e seratissimi sull'evasione, quindi tutti dovrebbero pagare, ma tutti, proprio tutti, Dio caro, approfitto a te dei 10 anni in cui vende limonata, però in percentuale, ma in percentuale anche a cadenze, secondo me, semestrali, se non forse anche mensili, sì, cazzo ragazzi, guarda che sembrano utopie, ma vogliono che siano utopie, cioè si accetta che siano utopie, perché nel 2024, te lo dico da informatico, abbiamo degli strumenti, di quelle possibilità di organizzare di quelle cose veramente estreme, cioè lo ha fatto Amazon, devi vedere cosa c'è sotto ad Amazon a livello di logistica, di organizzazione, di pagamenti e tutto quanto, lì funziona tutto perfetto, le rateizzazioni, tutto perfetto, perché lì c'è in mezzo, non tanto i soldi, c'è in mezzo il guadagno nel caso in cui io do questo servizio, hai capito? E io farei, e guarda che è possibile farlo, e sono tantissime cose che si possono fare e non si fanno perché non si vuole, tipo quando io adesso venivo, ma Dio caro, voglio dirle tutte, come quando dicevo tanti anni fa, guarda che con la tecnologia ancora di 10-20 anni fa è semplicissimo evitare gli eccessi di velocità e di conseguenza le morti, basta mettere un chip con GPS collegato a una mappatura dove lo fanno già con i monopattini, ragazzi, i monopattini noleggiano sta roba, dai, collegato a un sistema software che dice questa strada è da 50, tu i 50 non li superi, o meglio puoi superarli in caso di emergenza premendo magari più forte il pedale, ok, quindi con una forza maggiore, quindi un maggior comfort di guida, ma però il tutto viene registrato e controllato, quindi se uno vede che tu hai accelerato, e poi ci dovrebbe essere anche chi di dovere che controlla invece di stare in ufficio a fare inutili scartoffie, vede che hai superato la velocità perché non c'era motivo, ossia per schivare un ostacolo, perché uno ti ha tagliato la strada, eccetera, tac, multona. Quindi vedi, questa cosa è fattibile, così come è fattibile quella di pagare in percentuale le tasse. Io farei ogni mese, porca troia, scusa il video, scusa l'inquadratura, scusa tutto, scusa le luci, se quei che sei noi che decido il meteo. Comunque scusa tutto, ma io la vedo estremamente semplice da un punto di vista pratico di realizzazione. Poi se così non è, probabilmente far così non conviene, non lo so, hai capito? Oppure c'è qualcuno che sta roba gli sta scomoda, allora per non infastidire quel qualcuno questa cosa non viene neanche pensata, realizzata, perché insomma aspetta che te puso, che te pesi. La vedo difficile che nel 2024 non si sia mai pensato ad una banalità del genere. Adesso non l'ho spiegato correttamente perché mi sormonto sempre con i ragionamenti e le riflessioni, proprio perché vorrei dire tante cose ma il tempo è veramente poco, ok? Pagamento delle tasse mensile, il tutto ovviamente informatizzato, ok? Quindi il tutto anche automatico, c'è un prelievo automatico, abbiamo anche la fatturazione elettronica adesso, quindi obbligo di utilizzare sempre comunque la fatturazione elettronica al momento, ma neanche a fine mese o no, subito al momento, Dio buono. Dalla fatturazione elettronica ti arriva una percentuale da pagare di tutto quello che hai fatto. Tu mi dici, ma c'è già sta roba? No, i me coglioni, l'INPS non te lo paghi in percentuale, se un 4.000 euro da pagare de fisso, e Dio caro, un'altra roba, l'IVA in teoria te la paghi in percentuale, ma questo è stato un gioco psicologico studiato a tavolino. È un po' come la democrazia, è una parola studiata a tavolino, ovvio che non siamo in democrazia, cioè qualsiasi folpo ci arriverebbe che questa non è una democrazia, è più simile a un'oligarchia, ma tutto tranne che democrazia, e quindi anche lì la percentuale è tutto tranne che una percentuale, un'illusione, perché loro ti dicono si paga in percentuale le tasse, l'IVA, però su un
nostro presupposto che noi presupponiamo che tu fatturi tot mila euro. Cioè, che cazzo vuoi saperne te di quello che la vita poi mi farà fatturare? Cioè, io magari vorrei fatturare quei 60.000 euro all'anno così, però poi la vita è un'altra cosa. Cioè, un conto è quello che io voglio, è un conto è quello che poi accade, che non dipende da me. Cioè io, e quando dico io intendo tu che sei un idraulico, un elettricista, il muratore, quello che vuoi, cioè non è che puoi andare da un cliente, che poi come fai a sapere che è un cliente, non è che puoi andare da una persona e dirgli fatti aggiustare l'impianto elettrico, no va bene, fatti aggiustare l'impianto elettrico, no no go schei, fatti aggiustare l'impianto elettrico, no ma vado dall'altro perché sono abituato con l'altro, cioè, capisci, non è che puoi forzare i clienti a venire ad acquistare servizi da te, così come lo Stato non dovrebbe essere autorizzato ad obbligarti a pagare cose che non hai, che non ti spettano. Una pantegana. Boh, ho chiuso l'ufficio, che dopo si chiudono sempre tanti, come mai non mi basta le batterie? Sono le 10 passate da stamattina che lavoro. Per carità, come ho già raccontato anche ad alcuni tu, non è che lavoro tutti i giorni, 16 ore al giorno, 12 ore al giorno, no. Io faccio questo per poi potermi permettere, sia economicamente che come tempo, di stare 2, 3, 4 giorni, quel che è, in bicicletta, senza far niente, cioè, hai capito? Preferisco, piuttosto che fare le 8 ore, farne il doppio e poi stare a fare il doppio di riposo. Oh, questa birra me la prendo sempre quando vado a Valdobbiadene, la trovo alla Conad, o perlomeno la Conad di Valdobbiadene, non so se nelle altre Conad c'è. Cioè, per assurdo, cioè veramente vedi quanto io non capisco un cazzo di birra, costa meno di tutte le altre, cioè 1,50 al litro, quando una Peruni tipo, che è una birraccia proprio del cavolo, cioè acqua, costa 1,90 al litro. Sono veramente sorpreso da sta birra, te la consiglio. Infatti prima mi ero fatto la tisana con limone spremuto e adesso giustamente che bevo solo la birra. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore.